Ma che sangue chi è morto, ma che sangue chi è morto. Un minuto mancava a finire la partita e abbiamo subito gol. Un minuto mancava. Ma come cazzo si fa? Sai, gioca ancora in Napoli. Voglio, sono scandalosi questi due giocatori. Non ci può pensare sempre Santo Meret che stasera ha fatto i miracoli. O Cagliari in primo tempo due pali ha preso. Io ho visto subito che sta partita alla fine la pareggiava o Cagliari, perché se tu non butta dentro o gol non è zero, se non chiudi la partita, se non raddoppi la partita, alla fine questo succede. Questo succede, che o Cagliari pareggia la partita e l'ha meritato, voglio ci ha messo là. Ci ha messo là e alla fine ha trovato il gol. Che ti aspettavo? Che Cagliari guardava a te, che tu ti mangiavi i gol e loro non facevano niente. E una volta ci salva Meretta, anzi due volte, due palloni che ha buttato in coppa palo, prima uno di Nandez e un altro di Pavoletti. Poi Koulibaly in chiusura, Di Lorenzo che deve fare tutto lui, perché in avanti, a parte il gol di Osimhen, quella giocata di Insigne, però Osimhen a inizio partita, nei primi minuti, di 10 minuti, perché il primo tempo ha giocato bene il Napoli, nel secondo tempo poi si è fatto male Osimhen, è entrato Mertens e Politano. Mertens ha fatto cagà, non tenevano un pallone, perdeva ogni pallone che pigliava o perdeva, oppure non dava una mano alla squadra, che trasuta, ha fatto male, voglio. Mertens che ha fatto male, Politano insomma non ha fatto niente. Ma Insigne non è stato il solito Insigne, si è mangiato dei gol andando alla porta, Zelinski gli ha messo il pallone a tu per tu che la porta se l'è mangiata, Osimhen si è mangiato una di 2 o 3 gol, e se noi sbagliamo le occasioni da gol, ecco che arriva un Cagliari, andando alla porta e ti fa gol, ti può andare bene una volta, ti può andare bene 2 volte, ma alla terza te lo buttano dentro, come i sarchiaponi, voglio, come i sarchiaponi ci siamo fatti tenere un pallone, ci siamo cagati addosso negli ultimi minuti, ci siamo fatti debutando negli ultimi minuti, ragazzi, perché il Napoli, anziché tenere il pallone, lo buttava via, il Cagliari così dava dato occasione al Cagliari. Ho detto, ma che cazzo fate? A posto di tenere un pallone, l'ho buttato fuori, date occasione al Cagliari per pareggiare la partita. Che è successo? Ha pareggiato la partita, ragazzi. Hanno meritato. Il Cagliari ha meritato di pareggiare questa partita. Perché noi non siamo capaci di chiudere una partita. Non siamo stati capaci e fare un secondo gol. Con tutte le occasioni che abbiamo avuto. Meret santo, sì, perché già che ha preso 2 pali il Cagliari lì. Poi, vabbè, abbiamo preso una traversa, poi noi ci siamo mangiati i nostri gol. Appunto, ma se tu non chiudi la partita, l'altra squadra arriva al gol. Ti può andare di lusso un paio di volte, come è successo, ma alla terza te la buttano dentro. E così è stata innanzi alla porta, te l'hanno buttata dentro. Non ci può pensare sempre Koulibaly in chiusura, Di Lorenzo in scivolata, o un Meret che la butta in coppa palo. Alla fine il gol arriva e ha pareggiato con merito il Cagliari, voglio. Però a dove andare in Champions League? Cioè, una volta che pareggia l'Atalanta, e chi è morto, una volta che pareggia l'Atalanta, pareggiamo pure noi. Grazie ragazzi. Mannaggia, miseria, mannaggia. Voglio, mannaggia. Complimenti al Cagliari che alla fine ha preso un punto d'oro. E noi, voglio, Osimhen, è sciuto Osimhen, si è fatto male Osimhen. Mannaggia che l'hanno fatto, non ci va, ma sfortunato pure sugli episodi, infortuni e quello e che l'altro. Si fa male Osimhen, esce Osimhen, ecco che entra Mertens, poi entra pure Politano, esce anche Zelinski, Zelinski era stanco, ok, ma il Massa e Bakayoko che cazzo ci azzeccano, che tutte e due sono entrate e hanno fatto schifo, tutte e due, cioè non sono riusciti a recuperare un pallone. Oggi gli unici che si salvano sono Meret, Koulibaly, Di Lorenzo, chi cazzo era quell'altro, e Demme che recupera tutti i palloni come sempre, Koulibaly che è il numero difensivo, però non ci può sempre pensare. Di Lorenzo che fa il Di Lorenzo, spinge e difende da una mano indietro in difesa, e Meret che ha parato appunto un paio di volte il gol, ha salvato un paio di volte il gol. Niente, voglio, con questo è tutto, buona serata a tutti, per dire buona serata, da Napoli 87 come sempre, voglio, forza Napolese.